Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Emergenza profughi, vertice questa mattina a Cassano all'Hotel Sybaris, struttura requisita dalla prefettura di Cosenza per ospitare i minori non accompagnati, presente anche il governatore Oliverio. Sentiamo Gianluca Pasqua. Bon, je suis quitté en Guinée parce que ça n'allait pas en Guinée là-bas. Sono solo della Guinea. Dall'Algeria ho trovato un po' soldi per venire a Libia. Dalla Libia loro hanno preso l'oro, mettono uno a casa, ha piccato l'oro, anche senza mangiare, fermati dentro una casa, una settimana senza mangiare, senza bere acqua. Dopo loro sono andati dove prendere la barca, dunque di là loro sono arrivati di qua. Loro hanno fatto 3 mesi per arrivare qua. 3 mesi. Metto fuoco a lui con acqua calda. Mamadou racconta la sua storia e l'interprete fa fatica a tenere il filo del discorso. Parla a raffica il 17enne della Guinea che in 3 mesi ha vissuto un'esperienza che non dimenticherà mai. 500 euro per lasciare la sua terra e la sua famiglia, inseguendo una speranza. Il viaggio fino alla Libia, l'attesa e le violenze, poi la traversata fino al salvataggio da parte della nave militare tedesca Rhein che lo ha portato a Corigliano e oggi all'Hotel Sybaris, requisito dalla prefettura. Dal braccio fasciato si intravedono le ferite. È in Libia che gli hanno provocato le ustioni e non è il solo ragazzo che ha subito violenze o torture. C'è chi porta i segni di colpi di arma da fuoco e c'è la storia di Sheikh, un bimbo di soli 5 anni della Costa d'Avorio, messo sul barcone come un pacco. La mamma è ancora prigioniera in Libia, il padre è in Francia. Lui è stato affidato ad un ispettore di polizia in attesa che avvenga ricongiungimento con un familiare. Una vicenda complicata che seguiranno passo dopo passo Giovanni Manoccio e Franco Corbelli. Fin qui le emozioni, i sentimenti e le storie di sofferenza. Chissà quante ce ne sono tra i 140 del Sybaris o tra le decine che vivono nel palazzetto dello sport a Corigliano. Poi c'è la realtà, dura, difficile, di chi in 2 anni ha accolto più di 7.000 migranti, prendendosi carico di migliaia di minori. Il sindaco Geraci ha visto arrivare 15 navi e trema al pensiero che ne arrivi un'altra. Siamo saturi come capienza proprio. Noi il penultimo sbarco. Col penultimo sbarco abbiamo dovuto occupare lo spazio ancora una volta del palazzetto dello sport, cosa che ha determinato anche tra gli sportivi e nell'opinione pubblica qualche malumore. Insomma. Ieri certamente saremmo andati nuovamente in tilt se avessimo dovuto noi occuparci del problema. Per fortuna la prefettura ha avuto la possibilità di requisire subito questo locale per metterci i 150 ragazzi e più che sono sbarcati ieri, i minori non accompagnati. Ci sono stati momenti di tensione a Corigliano in passato, quando le emergenze si sono sommate, l'alluvione e gli sbarchi avevano avvelenato il clima. Oggi tutti apprezzano il lavoro svolto dalla comunità dello Ionio. Il presidente Oliverio si intrattiene a lungo con i ragazzi del Sybaris, ascolta racconti e richieste, si informa sullo stato di salute e sulle volontà degli ospiti e al microfono dice basta con la demagogia, nessuno può tirarsi indietro. Piuttosto è l'Europa a dover aumentare il proprio sostegno. Che deve fare un sindaco, che deve fare un presidente di regione, che devono fare le istituzioni, se non appunto caricarsi del problema e affrontarlo il problema. Possono girare la testa dall'altra parte? Non credo. Possono far finta di nulla? Non credo. Quindi la demagogia deve essere lasciata agli irresponsabili in questo momento. È necessaria una strategia dell'Europa, perché certo bisogna aiutare questi uomini, queste donne ad uscire dalla condizione di sofferenza, di tortura a cui sono costretti nei paesi di provenienza. Intanto, al 15° sbarco, la macchina organizzativa ha dimostrato di funzionare alla perfezione. Il prefetto ribadisce l'importanza della collaborazione tra sindaci. È una situazione difficile da affrontare insieme. C'è sempre una parte di sindaci più attenti e più aperti all'accoglienza, alla solidarietà, ed altri che hanno delle resistenze a queste forme di accoglienza. C'è stata anche una certa solidarietà da parte dei sindaci dei comuni limitrofi a Corigliano che hanno comunque ospitato alcuni di questi minori. Poi, come sapete, la legge impone al prefetto di attivarsi nel momento in cui a causa dei sbarchi ripetuti e il sindaco del luogo dello sbarco
non abbia la possibilità di collocare adeguatamente i minori.